Questa è una vergogna ascrivibile alla giunta Zaia. Basta con gli slogan, basta con la facile propaganda elettorale su di un problema, l'arrivo di profughi in Veneto, ampiamente prevedibile e previsto, e per il quale la Regione in questi mesi non ha fatto niente. Alle polemiche di questi giorni Alessandra Moretti non ci sta e inchioda la giunta uscente su quelle che, afferma, sono le sue evidenti responsabilità in questa situazione. Il 10 luglio del 2014 la Regione Veneto aveva dato rassicurazione al Ministero degli Interni che avrebbe predisposto le strutture necessarie. Dove sono? Dove sono le strutture che la Regione Veneto si era impegnata di costruire? Adesso si butta tutto addosso ai sindaci, che sono giustamente preoccupati, si butta addosso al governo. Il governo si era mosso in tempo, anziché fare slogan e propaganda inutile, avrebbero dovuto organizzarsi prima. Proprio per evitare situazioni come queste, il Veneto, afferma la candidata del centro-sinistra alla presidenza della regione, ha l'urgente necessità di una svolta politica. In Veneto, ve lo dico perché sono arrivata a 420 comuni visitati, ho parlato con tanti sindaci e visitato molte aziende. Credo che sia arrivato il momento, dopo un ventennio di Galan e di Zaia, di voltare pagina e di scrivere una nuova storia.